Maria con il bambino Gesù in braccio e una rosa stretta nella mano destra. L'immagine della Madonna della Rosa nella Basilica di Santa Margherita Ligure diventa meta di tanti fedeli accorsi per la festa in suo onore. Nella Santa Messa solenne, il vescovo Giampio De Vasini ha ricordato l'esempio di Maria, incarnazione delle parole di pace diffuse dal Vangelo. Dare, condividere con gli altri ciò che si ha e ciò che si è. Siamo ricchi soltanto di ciò che doniamo e non di ciò che accumuliamo. Scendere, quindi accompagnare, affiancare, non stare sopra. E infine servire. Prima vieni tu, poi io. Il culto per la Madonna della Rosa ha radici antiche e si consolidò nel 1672, quando venne ritrovata un'anfora con dell'acqua limpida e profumata sotto l'altare di Santa Maria della Rosa. La devozione continua ancora nel presente e unisce l'intera comunità sammargheritese. È proprio bella, quando mi è stato proprio insegnato fin da bambino il culto alla Madonna della Rosa e a pregare a lei quando sono in difficoltà. Questa era una festa veramente religiosa, cioè quando qui si facevano le litanie della Madonna, alla Rosa Mistica veniva giù la chiesa, da tanto era declamata in modo veramente importante e ad alta voce, proprio era quasi uno grido. Il prossimo anno si celebrerà un importante anniversario. La nostra comunità parrocchiale si prepara a celebrare il 250° anniversario dell'incoronazione della Madonna della Rosa, l'icona che vedete alle mie spalle. Quelle due corone su Maria e Gesù arrivano da Roma, sono state donate nel 1776 dal capitolo dei canonici vaticani. E allora inizia ufficialmente il conto alla rovescia in vista del prossimo anno, del 2026, quando concluderemo il lavoro di risanamento della nostra facciata, del sagrato, in modo da poter celebrare dignitosamente le feste in onore di Maria.